Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Qui ora c'è un enorme problema fra Luciano Spalletti e la squadra. Questa cosa prima o poi doveva uscire fuori, ma è una notizia che non è che sconvolge più di tanto l'ambiente napoletano, anzi dovrebbe portare l'ambiente SSC Napoli ad essere orgoglioso di questo fattore. Di cosa sto parlando? Per prima cosa ti ricordo di iscriverti al canale di Neapolis 1926, è gratis, dobbiamo arrivare ai 3000 iscritti, quindi like, condivisione, campanelline attive, fate quello che vi pare, non c'è nessun problema, è gratis il canale di Neapolis, quindi vi potete iscrivere tranquillamente. Signori, stavamo dicendo, ora c'è questa cosa, questo problema, se così lo vogliamo se così vogliamo dire, per Luciano Spalletti. E quale sarà questo grandissimo problema da risolvere per Luciano Spalletti? Il grandissimo problema da risolvere per Luciano Spalletti sarà dire a Juan Jesus e Lobotka che molto probabilmente si dovranno fermare ai box per il rientro di Kalidou Koulibaly e Zambo Anguissa. Perché dico potrebbe essere un problema per il Napoli o per Luciano Spalletti? Perché ora come ora, chi è che glielo va a dire a Lobotka, uno dei migliori centrocampisti in Serie A attualmente, e non lo dico perché gioca nel Napoli, anzi se ne dovrebbe parlare di più di questo giocatore, perché Wagyu ha fatto un'evoluzione tattica e fisica clamorosa da quando è arrivato Luciano Spalletti a Napoli. Però dai media o dai giornalisti, dalla TV alla radio ai giornali, non se ne parla assolutamente di Lobotka. E questo è un grandissimo peccato, perché sembra che il giocatore non sia preso in considerazione. E questo è veramente un grandissimo peccato, perché Wagyu lo sappiamo, Lobotka ha fatto un salto immenso da Gattuso a Luciano Spalletti, come detto in precedenza, e questa cosa mi dà fastidio che i giornalisti non la notino. È una cosa allucinante. Zaccaria, per avere fatto un gol, è diventato il nuovo Zidane, cioè il nuovo Pirlo, cioè una cosa assurda. Ma ragazzi, si sa, quando giochi nella Juventus hai dalla tua parte i media, i giornalisti, le televisioni, le radio, i giornali, e quindi lo sappiamo com'è vestire quella maglietta a strisce, a differenza di queste qui dietro. Però a parte il gol, ora apriamo una piccola parentesi, il gol di Zaccaria è più errore della difesa, perché tu difensore del Verona non puoi andare a marcare in quel modo e tenendo altissima la difesa del Verona. No, non lo puoi fare assolutamente. Lì sarebbe da prendere il tuo contratto e buttarlo proprio nel cesso, ma proprio da non rinnovartelo più, e nemmeno in eccellenza ti manderei a giocare, perché non puoi fare una cosa del genere. Per giunta poi contro la Juventus, che sai che ha grandi giocatori. Chiusa la parentesi, il gol di Zaccaria e di Juventus Verona, perché non mi interessa. Come detto, chi glielo dice ora a Lobotka che si deve fermare per Anguissa? Pure Anguissa, come tornerà dalla Coppa d'Africa? Dovrebbe essere rientrato questa mattina Zambo a Napoli, a Capodichino. Ora in serata è atteso Kalidou Koulibaly. Ragazzi, lo sappiamo, Juan Jesus ha avuto un rendimento stratosferico, a parte la partita con lo Spezia dove fece autogol. Mo non vorrei dire una cavolata, sì, forse con lo Spezia, perché l'Empoli fu una carambola di Anguissa e Cutrone. Comunque, detto questo, c'è da dire anche che Juan Jesus non ha fatto mancare minimamente l'assenza di Kalidou Koulibaly, anzi i dati statistici ci parlano di una difesa del Napoli che è la migliore in assoluto in Serie A, è al primo posto, ragazzi, una cosa allucinante che nessuno si aspettava dopo la partenza di Kalidou Koulibaly, perché se voi ci pensate bene, Juan Jesus era la quarta scelta dietro a Koulibaly, Rachmani, Manolas, poi veniva Juan Jesus, quindi era la quarta opzione dal mazzo di carte da pescare per Luciano Spalletti. Vuoi l'ambiente napoletano, vuoi che si sia trovato nel ruolo perfetto, perché lo sappiamo era stato preso come terzino
il buon Juan, ma poi è stato spostato a difensore centrale. Però, come pure fai a non farlo giocare contro l'Inter dopo il grandissimo rendimento che ha fatto? E questi sono i nodi che vanno al pettine per Luciano Spalletti, anche se i capelli come me, il buon Lucianone, non ce li ha, però si potrebbe aggiustare un pochino le sopracciglia. Ora, dopo questa stronzata siete liberi di andarvene dal canale, non vi biasimo dopo questa stronzata. Detto questo, stavamo parlando proprio di Koulibaly, questo paragone fra Juan Jesus e Koulibaly. Allora, Koulibaly dovrebbe rientrare, come detto, questa sera a Napoli, fresco, detentore della Coppa d'Africa, e mi sento nuovamente di fare i complimenti al Senegal per la vittoria della Coppa d'Africa. C'è stato molto clamore per via del premio che è stato dato ai giocatori del Senegal. Gli è stato dato un ettaro di terra pari a 200 metri quadri, quindi il premio non consisteva in soldi, perché voglio lì se puzze ne famo, cioè diciamocelo chiaramente, e quindi hanno dato questo premio, questi terreni. Ora poi starà da vedere Koulibaly cosa farà, cosa non ne farà, se farà beneficenza, il cuore non gli manca al buon Kalidou. Detto questo, Koulibaly, fattore Koulibaly, dovrà giocare, non dovrà giocare? Ragazzi, io francamente sono sincero, dopo questa Coppa d'Africa io penso che il fiato sia un pochino corto per Kalidou Koulibaly, però lo sappiamo che è il comandante, è il capitan futuro, perché voglio, come si dice, sotto la mano non ci piove, e sicché Kalidou Koulibaly io penso partirà da titolare anche non avendo riposato tanto. Io penso che poi domani non si allenerà, lo vedremo fra 2 giorni a Castelvolturno, non penso riprenda subito gli allenamenti dopo una Coppa d'Africa e un volo. Poi se Dio vuole lo rivedremo già in campo ad allenarsi con la SSC Napoli. C'è da aggiungere anche che Lozano non è stato ancora valutato riguardo l'infortunio alla spalla, se è infortunio, se è rottura, se è tante cose. Poi c'è da parlare del buon Tuanzebe, che si era infortunato in allenamento, e anche lì è da valutare anche lui. Però la nota positiva è che Unas è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la preoccupazione del post-Covid, dove il cuore non sembrava essere messo tanto bene, quindi c'era un po' di paura, di preoccupazione intorno a Unas, quindi l'hanno fatto tornare di fretta e furia dalla Coppa d'Africa, dopo che era stato guarito giustamente dal Covid e rispettato il periodo di quarantena. Questa cosa della quarantena, non ci dovrebbe essere in vigore nessuna quarantena sia per Anghissà sia per Kalidou Koulibaly, quindi male lingue, se così le vogliamo parlare, che avevano detto ma Kalidou e Anghissà non devono giocare con l'Inter perché sono regolari, possono giocare, non vi state a preoccupare per noi del Napoli, pensate alle vostre squadre. Detto questo, una piccola parentesi fra Inter e Roma di ieri sera. Allora, ieri sera io la partita l'ho vista sinceramente dell'Inter, e in difesa ogni tanto hanno vacillato, C'è da dire che Bastioni si è fatto male e dovrà stare fuori quasi un mese, penso, presumono 20 giorni, una brutta distorsione per lui al piede, quindi rimettiti presto, perché è giusto fare gli auguri ai giocatori quando si fanno male, anche se non sono del Napoli, quindi prendete esempio, cari, quando dite deve morire, deve fare, non si dice, non si augura a nessuno il male, anche al tuo peggior nemico. Detto questo, loro nella partita di ieri sì, sono partiti a raffica, perché in attacco hanno delle belle carte, c'hanno Dzeko che è lento, perché Dzeko è lento, però se gliela metti in testa o gliela metti sui piedi qualcosa sempre te la fa. Poi se c'era il grandissimo gol di Sanchez, che cavolo gli vuoi dire a Sanchez? Ha tirato una mina da fuori aria allucinante, l'ha messa all'incrocio dei pali, come direbbe lui, i campioni, amico, siamo fatti così, amico, io sono un leone in gabbia, amico, ma vaffa, ecco, lasciamo stare. Quindi che dire dell'Inter? L'Inter è forte, questo nessuno lo mette in dubbio, io l'ho sempre detto che l'Inter partiva per vincere lo scudetto, però
qualora il Napoli dovesse portare a casa il risultato, dovesse, perché io non è che dico dobbiamo vincere, no, qualora tu vincessi, tu vinci e ti porti a +2, perché ti puoi portare a +2, l'Inter comunque deve recuperare una partita e quindi potrebbe andare tranquillamente nuovamente a -1, però puoi capire che da passare da -1, un ipotetico -1 con la vittoria a Bologna, poi devi giocare a Bologna, a un ipotetico eventualmente +7, forse sì, +7, perché ora stai a -1, vincono, vanno a +4 e 3 sono 7, a +7 voglio, cambia drasticamente il campionato. Io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'avete fatto, la campanellina, le notifiche, vi deve arrivare, tutto il mondo vi deve arrivare. Sempre e comunque forza Napoli, che dire, ciao aiù.